Matteo 25, dal verso 1 al verso 13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso la mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Signore, apri i nostri occhi alla meravigliosa realtà del tuo ritorno. Signore, dacci un orecchio spirituale per ascoltare la tua parola in modo che scenda nel nostro cuore e diventi un seme che porta frutto. Signore, metti in noi la fede, la decisione anche per mettere in pratica la tua parola, Signore. Tu torni presto, che lo Spirito Santo, Signore, lo ricordi al nostro cuore. Aiutami, Signore, purifica il mio cuore, riempimi di Spirito Santo, guida il mio parlare, perché questa è la tua parola e non è la parola di un uomo. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Potete sedervi. Questa parabola e anche le altre due che verranno dopo fanno parte di un discorso più ampio del Signore, in cui il Signore risponde ai discepoli che gli fanno una domanda precisa, gli chiedono quali saranno i segni della sua venuta, quando sarà la fine di tutte le cose, lo stabilimento del regno di Dio contro un regno che i discepoli al tempo di Gesù non riconoscevano, anche perché erano dominati dai romani, dai pagani, quindi soffrivano anche storicamente. E Gesù inizia a parlare degli ultimi tempi, inizia a parlare del fatto che prima del suo ritorno sarebbero arrivati falsi profeti, falsi cristi, ci sarebbero stati molti segni e molti si sarebbero confusi e avrebbero seguito chi proclamava in qualche modo di essere il Messia, ma Gesù disse: non sarà così, avverranno delle cose, l'amore dei più si raffredderà, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, avverrà come nei giorni di Noè, che tutti vivranno come se il Signore non tornasse, e così sarà, e va avanti con molti altri esempi. E poi fa queste parabole, racconta queste storie, che esprimono molto chiaramente alcune cose che Dio si aspetta dai suoi figli, dagli uomini tutti in realtà, ma in particolare da quelli che hanno ricevuto la sua parola, quando Lui tornerà. E non è qualcosa che Egli si aspetta per fare delle valutazioni e dire a qualcuno tanto e a qualcuno poco, perché come conclude questa parabola, la porta poi si chiuderà, figura della grazia, il tempo finirà, e quando finirà quel tempo che è il nostro tempo di grazia, le cose cambieranno, le valutazioni cambieranno, la nostra possibilità di andare a Dio cambierà, e quindi il tempo favorevole
è questo. E questo è ciò che esprime questa parabola, ma parte dalla nostra speranza. Verso la mezzanotte si levò un grido. I credenti vivono per ascoltare quel grido. Il giorno in cui noi sentiremo ecco lo sposo, uscitegli incontro, allora la nostra speranza sarà completa. Gesù ha promesso che sarebbe tornato e sarebbe tornato fisicamente. Non è un'idea, non è una teoria, non è una figura teologica. Gesù tornerà nel medesimo modo, dissero gli angeli, in cui lo avete visto andare in cielo. Si riferiva ai discepoli che avevano Gesù davanti agli occhi e lo videro ascendere al cielo. Nel medesimo modo Gesù dal cielo tornerà, si fermerà sulle nuvole e prenderà i suoi. Gesù tornerà così. Ce lo siamo ricordati ieri. Ce lo siamo ricordati la scorsa settimana. Gesù ritornerà. Verrà a prendere la sua chiesa. Verrà lui in persona. Verrà fisicamente. Sarà un altro fatto storico. Ci sarà un giorno nel calendario della storia dell'umanità. Ci sarà un'ora. Ci sarà un istante. Come un batter d'occhio, dice Paolo, in cui quello avverrà e sarà un fatto vero. Ah, ma voi ci credete? Non è così. Nel primo secolo dissero che era imminente il ritorno del Signore e sono passati 20 secoli. Siamo nel XXI secolo. Chi mi dice che sarà così? Ce lo dice l'elenco lunghissimo di profezie che sembravano irrealizzabili e che si sono adempiute. Nello stesso modo Gesù tornerà. E tornerà per i suoi. La prima fase del suo ritorno, prima che tutto il mondo lo riconosca, prima, perché gli dà precedenza ai suoi, tornerà per la Chiesa. Tornerà per chi ha accettato Gesù come personale Salvatore. Tornerà per loro. Li toglierà dal tempo della tribolazione. Li accoglierà alla presenza del Padre, gli presenterà una mensa preparata per loro, darà i premi, tornerà per la sua Chiesa, è la nostra speranza. Sarà un ritorno, non l'ha mai negato il Signore, anzi l'ha sempre descritto così, senza pericolo di confusione per noi, sarà un ritorno improvviso. Non dico inaspettato, perché noi ce lo aspettiamo, ma sarà improvviso. Noi non conosciamo il giorno e l'ora. C'è un cantico che dice: sono tante le ore che ho perduto, sono poche quelle spese con Gesù. È un cantico che sempre ci tocca perché sempre ci troviamo mancanti, ma è un cantico che ci conviene ricordare, perché maggiore è il numero di ore, di tempo che noi spendiamo nella volontà di Dio, approvati da Dio, facendo le cose che Dio vuole, maggiore è la probabilità che quando Gesù torna ci trovi pronti. Ma se nel bilancio delle ore, del tempo della nostra vita, la maggior parte è speso per cose per cui il Signore si vergognerebbe, c'è una grande probabilità che quando il Signore tornerà ci troverà in situazioni in cui noi non vorremmo trovarci. Gesù tornerà all'improvviso. Il senso di questa parabola è questo, il senso di tutte le parabole relative al ritorno del Signore è questo. Ma il fatto che sia improvviso non fa venire meno la nostra speranza. Se c'è qualcuno che trema al pensiero che Gesù da un momento all'altro può tornare, deve verificare nel suo cuore di essere pronto, perché il fatto che Egli venga improvvisamente non ci deve spaventare. Noi siamo già con Gesù. Ma deve essere la prova della nostra reale condizione spirituale. Quel grido sorprenderà tutti, ma per noi sarà una lieta sorpresa. Alleluia. Gesù tornerà. Questa è la nostra speranza. E se c'è qualcuno che vive bene anche senza la verità del ritorno di Gesù,
verifichi qualcosa, perché noi viviamo per incontrare Gesù. Tutto quello che facciamo qui lo lasciamo. Tutto quello a cui diamo valore qui, avrà valore qui, ma Gesù non ci lascerà qui. Ogni tanto sono dispiaciuto quando qualche nostro fratello, sorella dall'estero viene, parlandomi della vita spesa nel loro paese, si viene a scoprire che forse sono laureati, hanno studiato, hanno ricoperto incarichi importanti, erano stimati nel loro paese, ma come succede, sono venuti in Italia e il loro titolo di studio, che da noi potrebbe essere molto importante, non ha alcun valore. Abbiamo avvocati, medici, architetti che vengono in Italia e quel titolo di studio non vale nulla. Dispiace se uno tiene a quel titolo di studio, ma sarà la stessa cosa quando il Signore ci rapirà. Abbiamo conquistato una posizione, un titolo grande, ma sappiate che nel regno di Dio, nella Nuova Gerusalemme, i titoli di questa terra perdono di valore. Vale meglio per noi accaparrarci un'eredità nel regno di Dio, perché Gesù torna. Alleluia. E quando tornerà, come ci ha insegnato l'epoca del Covid, noi scopriremo che tutte le cose a cui abbiamo dato importanza, che erano improrogabili, che bisognava fare altrimenti il mondo sarebbe crollato, non è affatto così, perché il Signore scombina tutti i nostri piani e noi abbiamo speso una vita, abbiamo speso le forze, abbiamo speso la salute, abbiamo speso i nostri soldi, abbiamo speso tutto per arrivare a quel traguardo e un istante prima di arrivarci Gesù torna e rovina i nostri piani. Perché il suo programma è più importante, è prioritario. I credenti vivono per il ritorno di Gesù, è la nostra gioia. Egli ritorna, l'ha promesso, non l'ha minacciato, l'ha promesso. E noi vogliamo essere con Lui. Avevo chiesto ai musicisti, ma era troppo lungo il cantico, dopo quelli che avevano preparato, di cantare il cantico 493. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna. Odo il suono della tromba, il suo volto mirerò. Ecco il Re che viene, Gesù ritorna, gloria a Dio, egli torna per me. Questo è quello che dice questa parabola, ma ci dice anche in quale condizione il ritorno del Signore ci troverà. Gli aspetti di questa parabola sono non molto favorevoli per noi. Non tutti gli sposi arrivavano di notte, alcuni arrivavano di giorno, meno male, ma poteva arrivare di notte lo sposo che aveva la sua sposa lontano da casa e quindi doveva intraprendere un viaggio, a volte un viaggio molto lungo, e quindi non si sapeva quando arrivava. Ai tempi non c'erano GPS, cellulari per essere informati. Quindi c'era l'eventualità che arrivasse anche di notte. E la parabola di Gesù, tra i tanti casi di arrivi degli sposi, mette proprio il caso dell'arrivo di notte per farci comprendere quale sarà la condizione in cui noi ci troveremo o ci troviamo adesso. E quando poi Gesù ritornerà. Di notte, a mezzanotte. La mezzanotte è il cuore della notte nella parola di Dio. La notte più fitta. Non il tramonto, non il tempo in cui presto albeggerà, ma è proprio nel cuore della notte fitta, in mezzo alla strada e con il sonno. Questa è la condizione. In altre parole, Gesù stava anticipando con questa parabola che noi non ci dobbiamo aspettare che le cose saranno facili. Noi non dobbiamo aspettarci che il Signore, non è la mia speranza, però lo devo dire, il Signore tornerà quando saremo tutti radunati in un culto, concentrati ad adorarlo e quindi nella condizione migliore. Io lo spero che sia così,
ma il Signore ci anticipa che probabilmente non sarà così. Non saremo nella situazione di pace, di assenza di battaglie, insieme ai fratelli, a cantare le lodi a Dio, indisturbati da tutto, senza interferenze di un mondo senza Dio. Non sarà così. Sarà di notte, sarà in mezzo a una strada e saremo colti dal sonno. L'attesa non è facile, le condizioni intorno a noi non sono favorevoli, dice il Signore, ma questo non è una giustificazione. La parabola ci dice che il Signore non accetterà che noi giustifichiamo che non lo abbiamo potuto servire per una vita perché abbiamo avuto tanti impegni e che non abbiamo avuto un buon sentimento perché eravamo continuamente contristati dalle disgrazie della vita. No, il Signore ha anticipato con questa parabola che noi siamo chiamati ad aspettarlo in condizioni difficili. La notte, l'oscurità è il simbolo del mondo peccatore, di un mondo che giace nel maligno, che giace nell'oscurità. Anzi, addirittura il Signore ha detto che la sua Chiesa avrebbe portato la luce in un mondo che è nel buio. Quindi la condizione è nel peccato di un sistema di valori lontano da Dio. Se il mondo non fosse pieno di tentazioni, io sarei davvero attaccato al Signore, sarei il principe dei predicatori, sarei il migliore dei missionari, predicherei l'Evangelo a tutti, sarei un santo che cammina a 3 metri da terra. Non è questa la realtà. Noi viviamo in questo mondo, Egli ha pregato per noi, non di toglierci dal mondo, ma di essere luce in questo mondo. A mezzanotte, di notte, in un mondo oscuro e buio, dice un altro cantico. In quella condizione noi siamo chiamati ad aspettare Gesù. La strada, luogo di traffico, luogo di distrazione, luogo di pericolo. Quante distrazioni ci sono nella nostra vita, quanti incontri facciamo per strada, per le strade di questo mondo, che ci dicono vieni con noi, trattieniti un attimo, non ti preoccupare, non vorrai mica che torni proprio adesso, non farà nulla se vieni con me, poi dopo ritorna qui e aspetta lo sposo. Tanti traffici, tanti impegni, tante situazioni nuove che si incontrano, tanti pericoli. Ve la ricordate la strada che andava da Gerusalemme a Gerico? E in quella strada un uomo si imbatté in briganti che lo picchiarono e lo lasciarono mezzo morto, ci dice la parabola del buon samaritano. Per strada il Signore ci anticipa che noi siamo chiamati ad aspettarlo. Lì dove incontriamo tante cose, tante persone, tante distrazioni e siamo chiamati a dire no, io sto aspettando lo sposo. Il sonno che incontrò le 5 vergini stolte, ma anche le 5 vergini avvedute. Alcuni ogni tanto vanno in crisi e dicono che non sono più vicini al Signore, non sono più sicuri della loro salvezza, perché non sentono il Signore. Ma trovatemi nella scrittura dove c'è scritto che la garanzia della nostra salvezza è sentire il Signore. Noi siamo salvati per un fatto che è avvenuto e nel quale noi abbiamo riposto la nostra fede. Gesù è morto per i peccatori sulla croce. Chi avrà creduto in Lui sarà salvato. E quando non sento i brividi sulla mia pelle, e quando non sento il cuore che palpita, io continuerò a credere di essere salvato perché Gesù è morto per me lo stesso. E ci sono dei momenti in cui sembra che non ci siano le emozioni, non ci siano le vibrazioni. A Gesù non ci ha per questo meno salvato. Può venire un momento in cui ci sentiamo intorpiditi, appesantiti da tante cose, come se fosse un sonno. Ma le vergini avvedute continuarono a essere pronte
anche quando le emozioni dicevano altrimenti. Vedete che quindi le condizioni dell'attesa di Gesù non sono favorevoli. Il mondo in cui viviamo non è un mondo favorevole alla grazia, favorevole alla santificazione, favorevole al risveglio, non è così. Infatti, se ci pensate, nella divina sapienza di Dio, in questa parabola il Signore ha fatto proprio l'esempio della lampada, che era questo piatto alimentato da stracci, da corde imbevute di olio che alimentavano la fiamma. Ma se voi ci pensate, o avete mai acceso un fuoco, una lampada, per natura, per tendenza, quelle fiamme, se si lasciano così, tendono ad affievolirsi fino a spegnersi. Non si è mai vista una fiamma che, lasciata così, cresce. È il contrario. E il Signore ci stava indicando che la condizione di attesa dei credenti era una condizione in cui tutto avrebbe contribuito a far affievolire la fiamma, fino a farla spegnere. Vedete l'onestà del nostro Signore, che non ci ha nascosto che la vita del credente, come tutte le vite, sarebbe stata una vita in cui non sarebbe stato facile forse mantenere la fiamma accesa, una vita che ci avvolge con le sue priorità, con i suoi impegni, con le cose che ci vorrebbero tenere lontani da Dio, lontani dalle cose del Signore, per far affievolire la fiamma che il Signore ha acceso. Questa è la condizione. E allora Gesù dice nella parabola che abbiamo una necessità. Se vogliamo udire quel grido, se vogliamo essere pronti, abbiamo una necessità, che la fiamma sia accesa, che la lampada sia accesa. È la mia lampada accesa? È la tua lampada accesa? Il fuoco che il Signore ha acceso in te arde o si sta diminuendo, si sta indebolendo? Abbiamo bisogno che quella fiamma sia alimentata. E non si alimenta la fiamma buttandoci cose sopra, perché ci sono cose che la fiamma la spengono, la sabbia, la polvere, qualcosa che copre. Si può alimentare un fuoco soltanto con l'olio, dice Gesù. Vedete, non è un'opinione, deve essere un fatto quello che garantisce che la nostra fiamma sia accesa, non un'opinione. Ma io penso che alla fine il Signore lo vedrò, ma io credo che sto facendo bene, io valuto la mia condotta buona. No, la questione è se c'è l'olio o se non c'è. Non se vedi una fiamma, una qualche fiamma, perché nessuno di noi sa quando verrà lo sposo e noi non sappiamo se quella fiamma durerà abbastanza. Non è la questione di dire ho valutato che l'olio che ho preso quando sono partito può andare. Un fatto diventerà la nostra garanzia, se l'olio lo abbiamo. Pensate che non è neanche garanzia se la fiamma è accesa. Perché siamo qui questa mattina. E qualcuno potrebbe dire, che vuoi da me? Ma guarda quelli che hanno deciso di non venire, hanno preferito altro, hanno deciso di non pregare con i santi, hanno deciso di non dedicare un tempo al Signore, alla sua presenza. Che vuoi da me? Io sono qui questa mattina. La prova non è neanche la fiamma. La necessità è l'olio, perché quella fiamma non durerà se noi non avremo l'olio. Quindi non è garanzia neanche che qualcosa sia vivo dentro di noi adesso. Noi non possiamo sapere se lo sarà domani o dopo, se noi non lo alimenteremo.
viene definito stolto nella parabola chi dà le cose per scontato, chi pensa che il proprio stato spirituale sia trascurabile, oppure pensa che il proprio stato spirituale sia immutabile. Il Signore mi ha salvato, ora sono con Lui, è fatta. Viene definito stolto l'atteggiamento delle 5 vergini che pensavano: ho un po' di olio, ho la fiamma, ho la lampada, andiamo. Ma nessuno sa quando viene lo sposo. Quando trascuriamo la nostra vita spirituale, dicendo: ma io lo amo il Signore. Nessuno può dire che io odio il Signore o che sono empio. Però non alimentiamo la nostra vita spirituale. Noi siamo come le 5 vergini disavvedute. Ah sì, poi il Signore mi parlerà al culto. Poi qualcuno mi incoraggerà e allora mi ricorderò. In Levitico capitolo 6 il Signore ordinò al suo popolo: il fuoco che egli accese sull'altare, il fuoco sarà acceso, non si dovrà spegnere. Era un ordine di Dio relativo spiritualmente alla nostra vita. Disavveduto è chi pensa che non c'è bisogno di essere pronti, che non c'è bisogno di avere l'olio. Invece le vergini avvedute avevano l'olio nei vasi. Io non so se anche la fiamma delle vergini avvedute si era quasi spenta perché si erano addormentate, ma avevano l'olio. Avevano l'olio. Non era un problema per loro riaccendere quella fiamma, avevano l'olio. E allora il Signore, ricordandoci che sta per tornare, ci chiede di cercare, come dice Paolo ai Colossesi, le cose dall'alto. Ci chiede di ricordare che per noi è indispensabile la pienezza dello Spirito Santo, che l'olio raffigura. Ci dice che abbiamo bisogno di essere alimentati costantemente, di avere il vaso della nostra vita pieno della comunione con Lui, di desiderio di santificazione, di cercare le cose che piacciono al Signore. Questo è l'olio nei vasi. Cercare la faccia di Dio, cercare la volontà di Dio, cercare la sua parola, cercare la comunione fraterna, cercare la preghiera, cercare la meditazione della sua parola. Questo è l'olio di cui abbiamo bisogno. Il resto soffoca, distrae, è vento che soffia sulla fiamma, è sabbia che soffoca la fiamma. E ne abbiamo bisogno, perché appena usciamo da qui, entriamo nella notte. Entriamo nella notte. Le persone con cui parliamo parlano di tutto, fuorché di Dio, e ci sottopongono ogni soluzione, tranne ciò che Dio approva. E siamo in mezzo a una strada piena di traffici e non passerà un minuto da che usciamo da questa riunione che qualcuno ci chiamerà e ci dirà: c'è da fare questo, c'è da fare quello. Qualcuno ci inviterà, qualcuno ci allontanerà, forse qualcuno ci metterà in pericolo. E c'è il sonno. E noi abbiamo bisogno dell'olio. E quindi arrivò il Signore. E quelle che erano pronte entrarono con Lui nella sala delle nozze. Gesù torna. E noi vogliamo essere pronti. Amen. Con la lampada accesa e il vaso pieno
di olio. E se qualcuno riconosce che ha trascurato la propria condizione spirituale, vedete, fratelli, a volte sorrido perché alcuni forse sanno che si sono inoltrati in qualcosa che Dio non approva e io li vedo evitarmi. Se vengono al culto non passano dove mi incroceranno per salutarmi, oppure non si fanno vedere per un po' perché temono che io dica qualcosa. Non ti sto vedendo nella casa del Signore. Ho visto che hai fatto delle cose che non sono proprio di buona testimonianza. Hanno paura, non vogliono sentirselo dire. Ma non è questa la questione. Gesù torna. Ma voi pensate che il pastore ami impicciarsi degli affari vostri? Quando vi ho detto qualcosa, magari anche qualche volta in più, poi prego il Signore, ma io ho finito lì e questo è. Vi può anche non piacere, vi può anche infastidire, ma non è questa la questione. La questione è che se qualcuno vi dice qualcosa riguardo agli aspetti spirituali della vita, che cosa dobbiamo cercare, che cosa deve abbondare nella nostra vita, è perché Gesù torna. E a volte poi noi per non sentirci dire da qualcuno preferiamo non vederlo e rimanere in quella condizione. Gesù torna! Puoi pure non vedermi più, fratello, sorella, amico, puoi pure non sentirmi più perché ti infastidisce che qualcuno ti dica vieni nella casa del Signore, prega tutti i giorni, leggi la parola di Dio, cerca il Signore, vivi una vita santa, cerca le cose del cielo e non quelle della terra, puoi pure non sentirmi più, va bene, una tua scelta personale, ma questo non ci giustificherà quando tornerà il Signore. Tu puoi pur star tranquillo dal non sentirmi, va bene, ma non è questa la questione. È che Gesù viene e viene all'improvviso e ognuno di noi vive a mezzanotte in mezzo a una strada un po' assonnato e qualcuno deve pur dire Gesù ritorna. La questione è che Gesù ritorna davvero, non che vogliamo sentircelo dire oppure no, perché scombina poi i nostri ritmi di vita, le nostre scelte. Gesù torna davvero. E se avessimo tutti i vasi pieni di olio, nessuno ci direbbe nulla. Ribalteremmo la parabola. 10 avvedute e basta. Che i nostri vasi siano pieni. Allora la nostra preghiera cambierà e dirà, Signore, ritorna. Sono pronto. Ci alziamo in piedi.